L'ultimo attacco ISIS in Tunisia sembra sempre più vicina a questa minaccia. Bisognerà ripensare a tutta la politica europea sull'accoglienza e l'immigrazione e non possono lasciare solo il Mediterraneo in queste vicende. Come vediamo la situazione diventa sempre più complicata e bisogna dare una mano ai paesi dell'area del Mediterraneo. Su questo ha ragione anche Renzi quando dice il problema per esempio dei gommoni si affronta in Libia, ma il terrorismo si affronta lì dove viene creato. Noi dobbiamo stare attenti e fare una politica di cooperazione maggiore con i paesi rivieraschi del nostro Mediterraneo, perché non è vero che esportiamo la democrazia con i carri armati, l'unica cosa che succede è che importiamo il terrorismo con i gommoni. L'Europa dovrebbe essere in prima fila, perché poi chi ne paga le conseguenze sono i paesi europei, a partire dall'Italia che è la più front office rispetto al Mediterraneo. Il 1° maggio lo faremo in queste materie. Avevo proposto Lampedusa, ma per ragioni logistiche non riusciamo, ma lo faremo in provincia di Ragusa, perché è una delle province più a sud dell'Italia, più a sud di Tunisi, dove vorremmo parlare di questi argomenti. Allarghiamoci all'Europa, la responsabilità della UIL in qualche modo aumenta sempre di più. Candidato a segretario generale della CES, un uomo della UIL. Bene, abbiamo fatto squadra con CGIL e CISL, il candidato era un candidato credibile e quindi abbiamo ottenuto la designazione a candidato a segretario generale del nostro ex segretario del Friuli Venezia Giulia, Luca Visentini. Questo riteniamo che sia un successo del sindacalismo italiano. Senta, a proposito di contingenza, oggi i dati dell'Istat ci dicono che c'è meno richiesta di cassa integrazione, il che vorrebbe dire che si è fermata l'onda della disoccupazione, in qualche modo, se non fermata proprio, ma insomma non più sui grandi numeri. Dall'altra parte Confesercenti proprio ieri diceva che i lavoratori autonomi sono quelli che hanno sofferto di più in questa crisi. Ecco, che tipo di iniziativa può prendere il sindacato anche nei confronti dei lavoratori autonomi? Se facciamo a gara di chi ha sofferto di più, perdiamo solo tempo. La verità è che hanno sofferto i lavoratori pensionati e tutte le aziende, e quindi il lavoro autonomo che lavora per i consumi interni. E se non c'è ripresa di potere d'acquisto dei lavoratori e dei pensionati, non c'è ripresa nemmeno del lavoro autonomo, perché a chi vendono i loro prodotti o i loro servizi se i lavoratori pensionati di questo paese non rinnovano i contratti, non vengono adeguate le pensioni e siamo in deflazione? A proposito di classi di settori della società italiana più deboli, l'apporto dei patronati è stato in questi anni, per quanto riguarda il rapporto con la pubblica amministrazione, efficace, efficiente. E i prossimi decreti relativi alla riforma dei patronati potrebbero mettere in dubbio questa efficacia, questa efficienza? Ma guardi, lei stesso l'ha detto, noi facciamo un lavoro per lo Stato sottopagato. Io ho sempre avuto la tentazione di fare una denuncia alla Corte europea per appalti illeciti che lo Stato fa nei confronti delle organizzazioni sindacali, tutte, comprese quelle dei datori di lavoro, perché il patronato non lo fa solo il sindacato, lo fanno tutte le associazioni anche imprenditoriali, così come i CAF, solo che noi siamo più efficienti e più efficaci e più attrezzati perché abbiamo un'organizzazione diffusa nel territorio.
E allora devono smetterla di non dare servizi, e nel momento in cui danno un appalto perché i servizi li devono fare gli altri, lo devono fare con lo sfruttamento. Questo sì è ulteriore sfruttamento. Il dibattito sui decreti e comunque il confronto fra governo, fra Ministero del Lavoro e patronati dovrebbe svilupparsi, ha cominciato, è stato comunque sollecitato sia da parte dei patronati sia avviato da parte del Ministero del Lavoro, ma tramite mail lei ritiene che si possa portare avanti un dibattito in questo senso e con questa forma? Ho l'impressione che venga interpretata la modernità come l'approssimazione. Non si possono fare riforme per email e nemmeno per Twitter. Non si possono fare riforme contro chi deve essere attore partecipe della riforma. Non si possono fare decreti. In questo nostro paese tutti parlano di lavoro e pochi sanno di cosa parlano. Bisogna essere un po' più realisti, un po' più diciamo in condizione di capire che bisogna ascoltare, parlare e decidere. Io ho sempre sostenuto che dopo aver discusso, contrattato, c'è un momento in cui si deve decidere, mai rinviare all'infinito le cose. Ma se non si conoscono, le faccio un piccolo esempio. Tutti si sono lamentati che gli 80 euro dati ai lavoratori non sono serviti ad aumentare i consumi, sono serviti a pagare l'IMU e l'aumento delle tasse locali. Nessuno si è reso conto, per esempio, che quando si arriva a una certa fascia, superata la quale non si danno gli 80 euro in una famiglia monoreddito che magari è di 100 euro sopra la fascia, non prende gli 80 euro, e magari una famiglia con 3 redditi al di sotto di 100 euro dal tetto ne prendono 3. Come vede, bastava parlare con noi perché gli potevamo spiegare come fare. Lei ritiene in questo senso che l'azione o l'iniziativa del governo si avvierà a sostegno delle pensioni, e quanto voi farete perché ci sia finalmente questo avvio? Guardi, se ne dovranno rendere conto per un motivo semplice. Noi abbiamo un paese dove le esportazioni vanno benissimo, siamo ancora, nonostante la crisi, il secondo paese esportatore in Europa dopo la Germania. E dei 153.000 assunzioni fatte l'anno scorso nuovi, 53.000 erano del settore agroalimentare perché esportiamo prodotti DOP di qualità, e il resto anche tutto riguarda l'esportazione del nostro paese. Il nostro problema sono le imprese che all'80% circa lavorano per il mercato interno, e senza l'aumento della diciamo, capacità di spesa dei lavoratori e dei pensionati non possiamo acquistare le merci che produciamo per noi stessi. Gli può dare tutti gli sgravi fiscali di questo mondo, gli può anche dare dei soldi, ma se non vendono le merci che hanno in magazzino, quando il magazzino si riempie poi alla fine chiudono. È ovvio. Dalla scuola dalla Merkel, che parla sempre di austerità, bisogna andare a scuola da Obama, che sta spendendo 1.000 miliardi di dollari l'anno, già 6.000 negli ultimi 6 anni, e ne deve spendere altri 4.000 per investimenti pubblici e privati, per infrastrutture, per innovazione, per ricerca, anche per cultura, perché anche con la cultura si mangia e fa PIL, mentre noi siamo qui all'austerità. Di austerità si muore, e rischia di morire anche l'Europa, cosa che noi, dopo aver fatto sacrifici per entrare in Europa, non ne vorremmo fare il doppio per uscirne. Segretario, che i cittadini siano sfiduciati è un dato di fatto. Renzi è arrivato al governo per portare avanti le riforme. All'interno dei partiti, all'interno della politica, del mondo della politica, c'è più competizione che uno scatto verso le... Purtroppo la competizione non è indirizzata per fare meglio. Perché, faccio un esempio, si stanno facendo riforme di tutti i tipi, chi punta a farle più veloci, chi punta a farle
senza discutere con nessuno. Chi appunto, come dicevamo con email, ha risolto un problema decennale, ma guarda caso le riforme che non costano niente. Quando faremo la riforma per le tutele crescenti contro la corruzione? Quando faremo la riforma per la corruzione? Ci costa 60 miliardi all'anno, 130 miliardi di evasione fiscale. Quando faremo la riforma per togliere 153.000 leggi che in questo paese creano le condizioni dove si nasconde la corruzione e l'interpretazione, perché c'è un burocrate che appena varata una legge sembra che sia scritta in lingua straniera, perché c'è bisogno di una circolare per interpretarla, e dal lavoro agli avvocati e ai magistrati di questo paese. In caso dicevo che forse fra la velocizzazione di questo governo ci stava benissimo un decreto contro la corruzione. Ritiene che il sindacato debba allargare il dibattito, essere più presente all'interno della società in collaborazione con altri soggetti? Se lei si riferisce all'ipotesi di fare movimenti politici, no. Il sindacato deve fare sindacato, anzi, siamo stati percepiti troppo spesso come vicini ai partiti o ai governi. Noi rappresentiamo i lavoratori, il mondo del lavoro, i disoccupati, i cassaintegrati, gli esodati, i pensionati di questo paese. Siamo una parte del mondo di questo paese e dobbiamo continuare a rappresentarlo facendo i sindacalisti. Noi non siamo né opposizioni né collaterali a nessun governo. Nei fatti e con i fatti ci confrontiamo per dire questa cosa è nell'interesse del mondo del lavoro che rappresentiamo, questa cosa va bene per i pensionati che rappresentiamo, oppure non va bene per il mondo del lavoro, non va bene per i pensionati, e in base a questo facciamo le proposte, le richieste e, se necessario, anche le proteste e le lotte. Quale sarà la prossima protesta? Io non metto mai a preventivo le proteste. Oggi noi abbiamo lanciato una nostra proposta sulle nuove regole contrattuali e scommettiamo sulla crescita, quindi siamo pure non solo propositivi ma anche ottimisti, però vogliamo che qualcuno venga a vedere le nostre carte per vedere se possiamo fare una partita assieme. Se qualcuno pensa di giocare da solo, c'è il rischio dell'invasione di campo. Lei ritiene che in questo anno ci siano stati comunque degli ammorbidimenti da parte del governo e si sia un po' aperto il dibattito con i sindacati? Guardi, io in questi ultimi giorni ho ascoltato il Ministro del Lavoro che ha detto che ci deve convocare sulla governance dell'INPS e sui problemi della riforma Fornero, che è tutta da modificare, e di trovare soluzioni per gli esodati. Addirittura sugli esodati ha detto che ci sono più soldi che esodati, quindi vedremo di utilizzare questi soldi per i contratti. La Madia ha detto che sta cercando i soldi per aprire il tavolo della contrattazione del pubblico impiego. Se sono rose fioriranno.